200 milioni. Cioè, a Spagna noi abbiamo 200 milioni di euro. Questa è la stima dei tagli annunciati dal governo per la sanità in Veneto. 600 i milioni totali, 200 ogni anno per 3 anni. Troppi, secondo il governatore, al punto che il numero 1 di Palazzo Balbi ha dichiarato l'ennesima guerra a Roma. La spending review, secondo Zaia, non può essere applicata alla regione più virtuosa in Italia per spesa sanitaria. L'alternativa per il governatore sarà quella di introdurre i costi standard in tutta la penisola. Finirà che andare a farsi un'analisi del sangue nel emocromo costerà di meno da un privato che da un pubblico, il che significa che si rischia che la sanità sia solo per quelli che hanno i soldi e finché ci sarò io non sarà così. Nessun taglio alla sanità, ribadisce il presidente della regione e assicura che non cederà sulla salute dei veneti. Opposizione. È quello che la Costituzione e la democrazia ci permette di fare, la faremo fino in fondo. Non intendiamo cedere di 1 millimetro. Poi come vada a finire non ve lo so dire, però ai veneti voglio dare una certezza. La sanità del Veneto sarà quella che è sempre stata, a prescindere. Faremo sacrifici, ma prima ci opporremo in tutte le sedi. E già questa mattina da Palazzo Balbi è arrivata la ricetta per spendere meno in materia di bilancio pubblico e c'è chi l'ha definita una spending review made in Veneto, una delibera sul riordino degli enti strumentali della regione. I tagli annunciati dalla Giunta riguarderanno i 4.800 dipendenti delle strutture regionali. Abbiamo finalmente un quadro nel quale sappiamo quanti amministratori ci sono, quanti dipendenti ci sono, che bilanci ci sono, quanto pesa lo stipendio degli amministratori rispetto al bilancio. Ora tutto sarà nelle mani del Consiglio regionale. E ti diciamo nella delibera, caro Consiglio, decidi quali sono da chiudere, quali sono da tagliare, quali sono da accorpare, ti diamo noi i parametri, adesso la Commissione affronterà